Seconda prova del campionato europeo, sponsorizzato Orogel. 1 Tina Turner, 2 Ulena Car, 3 Deimos Racing, 4 Tarim, 5 Pantera del Pino, 6 Satana Sophie, in seconda fila 8 Tango Negro, 9 Tessa B Sonic, 10 Testimonial OK, 11 Arazzi Boko, 12 Uragano 3B. Mancano 100 metri al punto dello stacco, allineamento pressoché completato. È partita la fase 2 del campionato europeo. Stacco della macchina con Pantera del Pino e Satana Sophie. Avanti a Tina Turner e Ulena Car. Per linee esterne Deimos Racing. Pantera del Pino in vantaggio dopo 200 metri di corsa in 13,9, aria in faccia, Satana Sophie lungo i birilli, Tina Turner, Ulena Car, poi Deimos Racing che si avvicina sul passo, il completamento del primo quarto di gara, passato dalla leader in 28,7 da 1,12 scarso. Si va sulla seconda curva, Pantera del Pino in vantaggio nei confronti della coppia composta Tina Turner e Satana Sophie, quindi Ulena Car che ha a destra Deimos Racing, il completamento dei 600 passati in 44,7, la curva di sinistra in 16, viene via Deimos Racing, aggira Satana Sophie, si protende a lato di Pantera del Pino che replica accelerando 14 davanti alle tribune, 58,8 il mezzo miglio iniziale. Pantera del Pino e Deimos Racing in dibattito aperto nei confronti di Tina Turner per le vie brevi, Ulena Car al pari di Tango Negro, seconda pariglia di fuori per Satana Sophie, poi Tarim. Si va dopo un chilometro in 1,13 appena abbondante con Pantera del Pino e Deimos Racing alle prese, 500 per venire a casa, la mossa in mezzo alla pista di Uragano 3B. Quando si va ai 3/4 miglio in 1,27 Deimos Racing attacca Pantera del Pino, lungo i birilli Tina Turner, poi Tarim, numero 12 Uragano 3B per le vie brevi, Ulena Car, Deimos Racing che è passato di giustezza nei confronti di Pantera del Pino, poi Tina Turner, Ulena Car, Deimos Racing che ha qualcosa in margine su Pantera del Pino, Deimos Racing che vince davanti a Pantera del Pino. Al terzo Tina Turner, 1,56, aria in faccia, 1,12,3, la media al chilometro, il successo di Deimos Racing su una ottima, davvero ottima Pantera del Pino che ci ha provato sino in fondo. Deimos Racing in fondo guadagna quel collo decisivo che diventa mezza nel tratto ultimo. Il numero 3 sul tabellone al primo posto, Enrico Bellei, Eric Bondo, Caramera Abe vanno in finale, Arazzi Boko contro Deimos Racing. Al secondo termina Pantera del Pino, al terzo Tina Turner.